Buona giornata e ben ritrovati con l'appuntamento di ore 13. Incidenti stradali, sicurezza ed educazione, il titolo della puntata di oggi. Parleremo quindi di incidenti, di tutto quanto accade sulle nostre strade. Ospiti in studio qui con noi per approfondire questo tema Alessandro De Ruosi, comandante della Polizia Stradale di Treviso. Buongiorno comandante, grazie per essere qui con noi, e Michele Beni, direttore dell'ACI di Treviso. Presidente, buongiorno, grazie anche a lei per essere qui con noi. Allora, cominciamo subito dai dati, perché proprio tra la fine dell'anno appena passato e l'inizio del 2019 sono stati resi noti i dati relativi agli incidenti stradali, alle multe, alle contravvenzioni che sono state effettuate nel territorio provinciale della Marca, e da qui quindi potremo trovare degli importanti spunti di riflessione su questo argomento. Naturalmente anche voi telespettatori, come sempre, potete intervenire chiamando in diretta i numeri che vedete in sovraimpressione: 0422 1626 798, il numero appunto per intervenire in diretta con le vostre telefonate, le vostre domande ai nostri ospiti. Cominciamo quindi dai dati. Dottor De Ruosi, che cosa emerge nell'anno che si è da poco concluso? Diciamo che è stato un anno abbastanza in linea con diciamo, il trend del recente passato. Se vogliamo come dire, un piccolo calo l'abbiamo avuto sia nel numero di incidenti che soprattutto nel numero di vittime, anche se in realtà poi come succede un po' negli ultimi anni, sono aumentati il numero di incidenti magari di lieve entità con pochi danni, e magari fortunatamente sono diminuiti un po' quelli più gravi con il numero di morti, insomma, quindi con le vittime. Quindi da questo punto di vista sicuramente un dato positivo. Certo non è eccezionalmente rilevante, nel senso che insomma, le differenze, le oscillazioni non sono sicuramente molto alte. L'importante è mantenerlo sempre diciamo, in discesa, ecco, questo l'obiettivo è questo. Ecco, sul fronte dei controlli, nonostante diciamo, l'annosa questione della carenza di personale, della quale purtroppo tante volte abbiamo parlato anche nel corso dei nostri telegiornali, come sono andate, dottore? Su questo devo dire che i risultati sono stati confortanti, nel senso che fortunatamente, nonostante anche noi abbiamo patito il classico calo di organico della pubblica amministrazione, quindi non abbiamo fatto eccezione, anche noi abbiamo avuto una riduzione di personale. Fortunatamente attraverso una riorganizzazione interna dei nostri uffici siamo comunque riusciti a mettere su strada un 20% di pattuglie in più rispetto all'anno passato, che è un risultato notevolmente superiore alle aspettative. Questo, ripeto, come dire, non è un gioco di prestigio, perché naturalmente uno potrebbe pensare uomini in meno, pattuglie in più, non quadrano i conti. Si tratta di una riorganizzazione, di una sorta di economizzazione, se così si può dire, degli uffici nostri interni, e ci ha consentito quindi di risparmiare risorse che sono state investite completamente nella vigilanza stradale, quindi nei servizi al territorio e al cittadino. Certo, ovviamente non si possono fare questo genere di iniziative ogni anno, insomma quest'anno è andata così, e speriamo di ottenere la coda, diciamo, dell'effetto anche su parte del 2019. Ovviamente poi nel futuro non avremo altre possibilità di riassetto in assenza di innesti di personale, questo è sicuro. Diciamo siamo già arrivati al massimo, insomma, più di quello che si può fare. Più di questo è difficile fare, assolutamente. Però devo dire che insomma, è andata molto bene, perché ottenere un 20% di pattuglie operative su strada in più in anni come questi, dove appunto gli organici calano e l'età media è molto alta, io credo che sia un risultato assolutamente molto significativo. Ecco, sul fronte dei dati, Presidente, anche l'ACI si è attivato, no? Voi avete un monitoraggio della situazione nella nostra provincia. Certo, ogni anno l'Automobile Club Italia, e quindi Automobile Club Treviso, che ho l'onore di presiedere, elabora dei dati grazie agli indici Istat, e quindi con la collaborazione dell'Istat. Dati che sono quelli statistici che devono consentire, in questo caso noi abbiamo a fine 18
l'elaborazione dei dati 2016 e 2017, da cui riusciamo a ricavare quali sono state le variazioni sia a livello nazionale di incidenti più o meno gravi e mortali, sia quindi a livello regionale, per arrivare poi alla provincia di Treviso, che è quella che in questo caso ci interessa, visto che siamo sul territorio. Che cosa possiamo dire? Il rapporto 2016 e 2017, a livello nazionale c'è stato un aumento della mortalità, un più 2,9% circa. A livello invece provinciale abbiamo avuto un calo della mortalità, addirittura di un 18,8%. Questo è molto positivo, perché vuol dire che tutte le attività di controllo da parte delle forze dell'ordine, di educazione stradale, perché è una delle attività dell'Automobile Club è proprio quella anche di educare, sempre in sinergia con la Polstrada, con la quale ormai da diversi anni si continua ad operare in modo proficuo, e poi magari avremo modo di accennare anche ad un evento di quest'anno. Tutto serve per aiutare a istruire a come condurre un veicolo. Poi la distrazione alla guida è uno dei problemi fondamentali. Nello specifico, se dobbiamo parlare della provincia di Treviso, incidenti e feriti sono rimasti 2016-2017 in percentuale invariata. I morti, siamo passati da 64 a 52 morti, quindi una bella differenza. Fermo restando comunque che a livello regionale noi in fatto di incidenti e di feriti, a confronto con le altre province, siamo al quinto posto, quindi siamo al fanalino di coda, quindi dobbiamo ancora lavorarci molto sull'educazione stradale, sulla cultura, ma sull'attenzione al condurre un veicolo, perché è uno dei problemi che vale per tutte le età, come dico sempre, perché non c'è il distinguo del giovane rispetto all'uomo maturo o all'anziano, ma anzi vale proprio per tutte le età. Ecco, quindi dottor De Ruosi, analizzando un po', perché dai dati poi alla fine si capisce un po', no, quello che è l'andamento e quindi anche quelli che sono i settori sui quali è necessario intervenire maggiormente per fare prevenzione. La maggior parte degli incidenti perché si verificano? Quali sono i fattori fondamentali? Purtroppo dobbiamo tornare su argomenti noti da tempo, perché sicuramente fra le cause principali dell'incidentalità nel territorio di Treviso, ma questo vale in generale un po' anche su tutto il territorio nazionale, ci sono due fattori da sempre in attenzione, che sono la velocità e l'alterazione alla guida. La vera novità, e questo il Presidente lo sa bene, ce l'ha dato proprio lui come dato, è che dal 2015 al 2016 in poi si è aggiunto un terzo elemento che ha raggiunto il livello di importanza degli altri due nell'incidentalità, che è la distrazione. Questa è la vera nuova frontiera, perché se vogliamo abbiamo lavorato molto in questi anni con tantissimi progetti di educazione stradale, e senza contare l'ovvia attività repressiva su strada, che comunque viene sempre dopo, nel senso che si ottiene sempre molto di più dall'attività di formazione, dall'attività di educazione stradale. E dicevo, sui temi della velocità e dell'alterazione alla guida, sia essa per alcol o sostanze stupefacenti, sono anni che si lotta davvero su tutti i fronti, dalle scuole alle istituzioni di ogni genere, l'inasprimento delle sanzioni, dei limiti, di tutto, si fa di tutto da anni. E tant'è vero che sicuramente questi argomenti, diciamo, sono scesi come causa di incidentalità, ma è salito e ha raggiunto la posizione, diciamo, prima ormai, la distrazione, che è un fenomeno sul quale stiamo iniziando a intervenire da poco, perché è una novità. Tutto sommato dobbiamo dire che... Parliamo di cellulari, insomma, alla fine, perché presumo che il 90% della distrazione, anche forse di più, sia provocato dall'uso del cellulare. È improbabile pensare che la distrazione alla guida possa essere causata da qualche strumento in maniera analoga a quello dello smartphone, perché obiettivamente, per quanto il dato scientifico e la dimostrabilità di questa teoria come dire, sia solo statistica, è evidente però nell'immaginario comune, lo vediamo noi stessi, no? Quanto siamo attratti anche involontariamente tutti noi dal nostro telefonino tutti i giorni. Se ci immaginiamo questo alla guida e ognuno di noi fa, come dire, un esame di coscienza interiore, magari senza dircelo, però come dire, si immagina e si pensa alla guida, scoprirà che sono innumerevoli le volte in cui è stato distratto dal telefonino
o come dire, in maniera consapevole, molte volte anche in maniera inconsapevole. Qualcuno se n'è accorto perché gli è capitato l'incidente e quella è la vera causa dell'incidente. Quindi oggi la nostra attività e la nostra attenzione deve essere fortemente proiettata su questo fenomeno, che è un fenomeno assolutamente degli anni recentissimi. Recentissimi, perché poi diciamo se fino a qualche anno fa il telefono alla guida magari era usato per ricevere o per fare qualche telefonata, adesso purtroppo lo si usa per i messaggi, per le chat, cosa che rende ancora più come dire, elevato questo rischio di distrazione. La pericolosità, perché ovviamente sia chiaro, non va bene neanche usarlo per telefonare, è ovvio, ma fra le due opzioni, la telefonata, la distrazione che genera la telefonata e la distrazione che genera l'invio di un messaggio, il guardare una pagina Facebook o Twitter, non c'è paragone, perché significa togliere completamente lo sguardo dal parabrezza, quindi da quello che ci sta succedendo intorno, e con un veicolo che è in movimento. Quindi insomma, se immaginiamo che nella velocità urbana, voglio dire, quindi insomma anche a 50 all'ora, diciamo, cosa significa? Un secondo di distrazione sono decine e decine di metri, 30 metri di corsa nel vuoto, al buio completo. È evidente che insomma, il pericolo è clamoroso. È come se noi chiudessimo gli occhi per un secondo, in quel secondo percorriamo decine di metri e tutto ciò che in quelle decine di metri viene abbattuto da noi senza che neanche togliamo il piede dall'acceleratore. Sfido chiunque a scrivere un messaggino in un secondo, presumo siano molti di più. Ne riparliamo tra pochissimo, perché mi segnalano dalla regia che abbiamo una telefonata in onda. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Mi sentite bene? Io sono Paola, sì. Parlo da Dossona. Buongiorno Paola. E voglio dare il mio contributo. Prego. Allora, punto numero 1. Sono d'accordissimo con quello che ha detto il comandante Ruosi, non mi ricordo bene il nome, ma non importa. Comunque, quello che ha detto è perfettamente valido. Punto numero 1. Punto numero 2. Quando nelle scuole facciamo l'educazione stradale ai bambini, poi i bambini insegnano ai genitori come comportarsi, ma i genitori dicono facciamo così lo stesso. Punto. Punto numero 3. Oggi io ho visto un camion con dei cementi proprio enormi che potevano anche cadere, perché ogni tanto si sente sulla viabilità caduto il materiale e io vedevo una macchina sotto a 1,5 metri. Ma cosa vuol dire? Ma questi autisti e anche camionisti non hanno figli, cioè un minimo di sicurezza ed educazione alla vita, perché ho capito io che bisogna correre, però attenti tutti, perché io sono stufa di sentire morti sulle strade per mancanza di sicurezza e di educazione, per cortesia. E poi non solo, se i bambini a scuola imparano e il genitore dice che è il contrario, quel genitore veramente, io toglierei anche i figli, scusatemi se sono molto severa. Arrivederci a tutti. Grazie Paola per averci telefonato e per il suo contributo alla trasmissione. Allora, la signora ha toccato alcuni punti sicuramente importanti, a partire dall'educazione, no, certo. dottor Ma la Beni? signora mi ha fatto sorridere, ma confermando una preoccupazione che l'Automobile Club Treviso ha avuto modo di riscontrare tenendo dei corsi anche per gli anziani, e adesso vi faccio l'esempio per far capire meglio. In un corso per le pillole di sicurezza delle persone anziane, che hanno bisogno di pillole non solo sotto il profilo farmaceutico ma anche sotto il profilo della sicurezza e dell'educazione, un anziano un giorno è intervenuto e mi ha detto: ma Presidente, guardi, io ho un problema con i miei nipoti, porto i miei nipoti, perché spesso i nonni anziani sono nonni e si dovevano portare i nipoti in giro, e mi dice che lui non allaccia mai la cintura di sicurezza perché il papà non la allaccia mai. E il nonno dice: ma no, devi allacciarla. Arriviamo al dunque. Il problema è proprio come diceva la signora Paola, cioè che noi possiamo dare
tutta l'educazione possibile e i bambini, i ragazzi sono molto ricettivi sotto questo punto di vista, però se l'adulto non contribuisce a supportare l'educazione che noi e tutti gli enti preposti ci adoperiamo nel darla, poi logicamente diventa diseducativo, cioè il problema è l'adulto che non educa o non conferma ciò che il minore, il bambino impara anche a scuola sotto il profilo dell'educazione stradale. Questo logicamente non vale per tutti, però un esempio, lo senti, la signora lo conferma ed è uno dei problemi, quindi vuol dire che noi adulti dobbiamo essere noi i primi esempi di corretta educazione stradale, perché se non lo siamo noi non possiamo pretendere che il minore, il bambino, chiunque esso sia, ci segua, non lo possiamo pretendere perché disimpara come ha imparato, disimpara. E su questo penso ci sia ben poco da obiettare. Naturalmente è chiaro che i genitori sono il primo esempio per i propri figli. Allora, ritorniamo tra pochissimo a parlare di incidenti stradali, di sicurezza sulla strada, subito dopo la pubblicità. Ore 13, eccoci nuovamente in diretta, stiamo parlando di incidenti stradali, di educazione, di sicurezza sulle nostre strade con Alessandro De Ruosi, comandante della Polstrada di Treviso, e Michele Beni, presidente dell'ACI di Treviso. Allora, abbiamo toccato diversi punti nella prima parte della trasmissione, si parlava proprio adesso anche tra di noi nella pausa pubblicitaria dei cellulari, no? Questo elemento del telefono, dello smartphone alla guida come causa nuova e sempre più frequente di incidenti. Mi chiedevo, dottore, ma è possibile che con le moderne tecnologie che ci sono al giorno d'oggi non esista la possibilità in qualche maniera di inibire, di disattivare l'uso perlomeno dei social network, quindi della connessione a internet del cellulare nel momento in cui si sale in macchina, in cui ci si mette alla guida? Beh, tecnicamente questo sicuramente è possibile, solo che è una soluzione un po' problematica dal punto di vista, diciamo, degli interessi contrapposti, no? Perché ovviamente quale potrebbe essere il problema? Che la persona non potrebbe utilizzare magari il telefono legittimamente con auricolare, con le modalità consentite, magari per dei motivi emergenziali, e quindi questo potrebbe essere vissuto in qualche modo male dalla comunità. Forse ci arriveremo nel futuro, non lo so, questa è una prospettiva che attualmente non c'è. Ci sono gli strumenti per poter usare correttamente il telefono in macchina, per quanto possa essere comunque una distrazione anche una telefonata fatta con il viva voce, però lo sarà sicuramente molto meno, tanto che è consentito farla, come anche nuovi strumenti tecnologici che consentono anche la lettura dei messaggi ricevuti o la dettatura dei messaggi. Esistono questi software, ormai sono diciamo abbastanza diffusi. E quello che preoccupa di più e quello che è il vero problema per quanto riguarda la sicurezza alla guida è l'utilizzo del telefono fuori da queste ipotesi che appunto, come dicevamo, sono consentite. È proprio la manualità del telefono e la vista del telefono, per le ragioni che abbiamo illustrato brevemente prima. È uno strumento di fortissima attrazione per la distrazione e questo genera delle conseguenze enormi dal punto di vista statistico, perché noi abbiamo un numero di incidenti negli ultimi anni inspiegabile, incidenti che non hanno ragioni normalmente nell'analisi tecnica che viene fatta, nella ricostruzione dell'incidente, perché non esistono violazioni della velocità, condotte pericolose, alterazioni alla guida, e le macchine vanno fuori strada oppure finiscono nella corsia opposta dove impattano con qualcun altro. Questa è la dimostrazione, la prova provata del fatto che c'è qualche elemento esterno, che ovviamente escludiamo fuori dai casi di malori, è un evento esterno che ha fatto sì che il conducente del veicolo facesse altro invece che guidare, e inevitabilmente viene da pensare solo a quello, perché non ci vengono in mente soluzioni diverse. Questo numero è elevatissimo negli ultimi anni. E quindi sono dati ovviamente sempre più preoccupanti. Peraltro nel caso di gravi incidenti stradali, incidenti mortali, il sequestro del telefono delle persone coinvolte è uno degli elementi fondamentali. Io dico che per fortuna, anche perché contribuisce a far chiarezza su certe dinamiche di sinistra che
come diceva appunto Dottor De Ruosi, a volte non si spiegano o non si possono spiegare se non attribuendo la causa alla distrazione, perché sempre a livello statistico la distrazione alla guida è la prima causa di sinistri stradali, la seconda è la disattenzione alla segnaletica stradale e la terza è la velocità. Quindi quello che era una volta un problema alla velocità nel condurre il veicolo, ora non è il problema principale, è appunto la distrazione, ma anche la omessa vigilanza della segnaletica stradale. Certo, nel momento in cui mi distrago non posso guardare i segnali stradali e quindi è la conseguenza, il presupposto della distrazione è la conseguenza, non guardo la segnaletica. Con riferimento a quello che il dottor De Ruosi al famoso buio nell'utilizzare il telefono solo per rispondere a un messaggio, correttamente diceva che per rispondere a un messaggio ci si impiega dai 3 ai 4 secondi, ogni secondo a 50 all'ora sono 15 metri di strada percorso il buio. Se ci impiego 3-4 secondi arrivo a 60 metri di buio completo pur correndo a 50 all'ora in cui io non vedo niente e non posso rendermi conto di nulla, quindi è presto spiegato. Il sequestro appunto dell'apparecchio telefonico, che ormai sempre avviene, serve proprio per capire e per dare una ragione a certe dinamiche del sinistro che diversamente non si spiegherebbero se non con la distrazione. Ecco, abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy. Buongiorno, da dove chiama? Da Dosson di Casier. Buongiorno, Dosson ci sta seguendo moltissimo quest'oggi. Prego Giusy. Siamo qua vicini. Avevo detto al comandante ancora un anno fa che quelli che attraversano le strisce non guardano né a destra né a sinistra, comandante. Non guardano mai. E sono sempre in pericolo perché magari uno arriva perché vede l'arancione appena emesso e magari cerca di perché magari è in corsa e quelli attraversano senza guardare niente. Ma mi fa paura questa qua veramente, ma che questa gente non sia responsabile anche ma con questi bambini, con le carrozzine. Non guardano né a destra né a sinistra. Dovrebbero mettere anche lì un cartello scritto guardate a destra e a sinistra, ma perché se bisogna insegnarle anche questo, sono incoscienti da parte mia, sono veramente gente incosciente. Ecco. Pensa che magari uno arriva di corsa, magari sbaglia, si distrae qualcosa e ti prende sotto. Questo voglio dire. E poi anche i cellulari, comandante. Bisognerebbe che anche questi cellulari, l'unico veramente è quello a viva voce che ti distrai di meno, ma perché anche quello con le auricolare ti distrae sempre, tu perdi quell'attimo lì, tu perdi, non è niente da fare. Insomma bisogna dirle queste cose qua, ma perché dopo fa incidenti e dopo è logico che una persona si sente in colpa. Certo, grazie. La ringrazio, allora, Giusy, grazie per il suo contributo. Allora, la signora ha sollevato il problema dei pedoni, che anche questo purtroppo è un tema anche qua abbiamo molto... statistico. Ecco, sì, apprezzo l'intervento della signora Giusy perché ha focalizzato un altro problema. A livello nazionale, infatti, 2016-2017, in tema di mortalità e di sinistri c'è stato un aumento del 5,3% di pedoni coinvolti in sinistri stradali. Quindi, come diceva la signora, per quale motivo i pedoni? Perché sono distratti, ma la signora forse non si accorge che la distrazione, o non si è accorta, ma lo rileviamo noi perché ormai abbiamo una deformazione anche sotto questo profilo, che spesso e volentieri dietro una distrazione c'è un auricolare, o la persona cammina al telefono ed è concentrata alla conversazione telefonica. Quanti ragazzini vediamo attraversare anche sulle strisce pedonali, appunto, ma hanno gli auricolari? Quindi loro sono assorti nella musica, magari non sono al telefono ma ascoltano musica e noi invece si preoccupano di guardare quello che stanno facendo, ma è verissimo, questo è uno dei problemi di grossa attualità, quindi anche il pedone ha bisogno di essere istruito. Sicuramente, quindi è molto importante l'educazione anche di questo, però vorrei anche spezzare una lancia a favore del pedone. Molto spesso anche gli automobilisti
ignorano le strisce pedonali e non si fermano a dare la precedenza al pedone. Sicuramente accade, però è vero quello che dice il Presidente, perché purtroppo c'è una convinzione assolutamente erronea e una sorta di pretesa di precedenza, per così dire, che spesso e volentieri abbiamo riscontrato negli utenti deboli della strada, che sono proprio i pedoni e i ciclisti, che danno per scontato che, essendo la loro condizione di utente debole e magari l'attraversamento sulle strisce pedonali è il massimo del diritto alla precedenza in tutti i contesti possibili, gli dà questa forma di sicurezza della correttezza del loro comportamento, e quindi li abbassa la soglia dell'attenzione, e questo è gravissimo, perché se sommato alla distrazione dovuta anche ai telefonini, agli auricolari, che, come ha detto correttamente il Presidente, sono un elemento di grande distrazione per chi guida, ma anche per chi non guida, perché la realtà è quella. Insomma, noi utilizziamo nelle attività didattiche di educazione, mostriamo dei video che sono anche un po' simpatici per sdrammatizzare magari certe situazioni, in cui mostriamo le telecamere cittadine che inquadrano le persone che parlano al telefono e sbattono contro il palo della luce piuttosto che della cassetta postale. Sono cose simpatiche che usiamo a scopo didattico, ma per far passare un messaggio. Cioè, se lì al posto del palo ci fosse un'auto che passa, sarebbe stato un investimento, con conseguenze tragiche, come vediamo regolarmente quasi tutti i giorni, per fortuna non tutti i giorni, ma comunque con conseguenze gravissime in molti casi. Quindi è un fenomeno reale. La signora ha assolutamente colto nel segno. Il messaggio che dobbiamo dare è assolutamente di educazione alla guida per i conducenti, ma è di educazione stradale anche per gli utenti, che sono comunque protagonisti dell'habitat della strada, e quindi anche coloro che camminano, attraversano la strada, come anche i ciclisti, che hanno le loro modalità di utilizzo della sede stradale, che spesso e volentieri poi vengono anche dimenticate, perché appunto ci si sente in una sorta di condizione di assoluta garanzia. Sì, spesso magari i ciclisti che imboccano strade contromano, che non si fermano al semaforo rosso, capita anche sapendo questo. O comunque dando per scontato che essendo loro utente debole, c'è un occhio di riguardo, un'attenzione, o comunque se mi succede qualcosa sarà sempre più colpa dell'automobilista che mia. Sì, però questo diritto non è una corazza, no? Non difende dai simili. Purtroppo no, anzi. Allora, ci fermiamo ancora per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Ore 13, eccoci nuovamente in diretta, stiamo parlando di incidenti stradali, di sicurezza sulla strada e di educazione stradale. Prima della pubblicità appunto si accennava alla questione dei pedoni e dei ciclisti. Spenderei due parole in più sui ciclisti, perché sono moltissime insomma le persone che utilizzano la bicicletta, peraltro nelle situazioni climatiche anche nelle quali ci troviamo, nella maggior parte delle città della nostra regione si cerca di disincentivare l'uso dell'auto, di incentivare le forme di mobilità sostenibili, quindi di incentivare la gente ad andare a piedi, di incentivarla ad usare la bicicletta. Bisogna però appunto rispettare delle regole e fare molta attenzione anche in questo caso, visto che purtroppo abbiamo sentito i dati vedono un elevato aumento, un elevato incremento degli incidenti che vedono coinvolti queste categorie cosiddette deboli, queste utenze deboli della strada, no dottore? Allora, dal punto di vista proprio del velocipede, quindi della bicicletta in senso stretto, se vogliamo spezzare una lancia a favore degli utenti trevigiani, dobbiamo dire che nell'ultimo anno l'utente trevigiano della bicicletta ha risentito di un forte calo dell'incidentalità. Questo è un dato che noi ci piace rilevarlo, anche perché è stato fatto un gran lavoro, e vogliamo anche dirlo, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana, che si è impegnata molto da questo punto di vista, e devo dire con ottimi risultati, perché insomma i dati, il Presidente ce lo potrà confermare, ma il dato dice questo. Quindi utente debole della strada è in aumento come vittimologia, ma l'utente ciclista no. Questo
ci lascia ben sperare, nel senso che l'attività che stiamo facendo noi come l'Automobile Club, come vari soggetti fra cui ho citato anche la Federazione Ciclistica, stanno evidentemente dando dei risultati. Purtroppo non possiamo negare che l'utente ciclista, diciamo, della strada spesso e volentieri incappa in qualche, diciamo, cattiva abitudine, alcune le abbiamo citate, no? Quella di poter pensare, siccome siamo in bicicletta, di attraversare strade che sono chiuse al traffico, oppure quella di addirittura dare contromano, attraversare la strada sulle strisce pedonali. Ricordiamolo, l'utente in bicicletta, quando attraversa le strisce pedonali, non sta esercitando il diritto di precedenza che ha il pedone, perché lui per poterlo fare deve scendere dalla bicicletta. Quindi c'è anche questo, diciamo, questa erronea convinzione dell'utente in bicicletta, che pensa di avere lo stesso diritto del pedone quando attraversa sulle strisce. Non è così, ce l'ha se scende dalla bicicletta, altrimenti diventa un utente della strada che sta attraversando senza alcun diritto rispetto all'automobile che sta sopraggiungendo. Queste sono tutte cose che in realtà fortunatamente sono messaggi che stiamo veicolando e stanno arrivando a destinazione, però ci sono ancora un po' di qualche cattiva abitudine, c'è l'utente della bicicletta semi-agonista che magari si allena in gruppo con gli amici, altro fenomeno molto pericoloso. Molte perché noi segnalazioni sappiamo dal vicino Montello, per esempio, sono arrivate, no? Immagino. Assolutamente, e sappiamo che è vietato, perché non è consentito occupare la sede stradale in gruppo. Non è consentito nemmeno non utilizzare la pista ciclabile quando c'è, perché sappiamo anche che l'utente, fra virgolette, un po' professionale tende a non voler andare nella pista ciclabile. Poi potremmo discutere sulle caratteristiche tecniche della pista ciclabile, perché poi ci viene obiettato che la bicicletta da corsa magari a una certa velocità non è idonea, la pista ciclabile non è idonea per quelle velocità, però poi dovremmo sempre ricordarci che i limiti di velocità esistono anche per i ciclisti, non è che sono avulsi da questo, e molte volte le biciclette da corsa possono superare il limite di velocità. Il ciclista può raggiungere velocità superiori, quindi insomma ci sono delle cattive abitudini, però devo dire che da questo punto di vista i dati ci aiutano e stiamo migliorando. E questa è una buona notizia. Le chiedo scusa perché segnalano un'altra telefonata dalla regia, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Fare una domanda? Chi parla? Buongiorno, Piero da Vittorio Veneto. Buongiorno Piero. Voglio fare una domanda al comandante. Prego. Cioè, è vero che io, con residenza in Italia, vado in Germania o all'estero a lavorare, compro una macchina straniera, ritorno in Italia e non posso circolare? Ecco, grazie di questa domanda. Peraltro ci sono delle novità recentissime, no? in materia, infatti non immagino non sia a caso la sua domanda. Rischio sequestro e la multa. Sì, allora rispondiamo, credo, anticipiamo uno dei temi che avremmo toccato, credo, nel proseguo della trasmissione, cioè la recente approvazione del decreto sicurezza, che è previsto fra le sue varie norme anche alcune modifiche al codice della strada. In particolare ce n'è una che ha toccato il nostro telespettatore, assolutamente molto significativa, che è quella dell'introduzione di una norma che vieta la guida di un veicolo immatricolato all'estero da parte di un cittadino italiano residente in Italia da più di 60 giorni. Questa è la norma, ha delle eccezioni naturalmente, ma nella normalità dei casi significa che ciò che fino al mese scorso, diciamo, anzi a qualche mese fa, era perfettamente lecito e consentito, cioè non c'era nessuna norma che lo vietava, oggi per la prima volta viene introdotta una norma che vieta questo comportamento, e questo comportamento vale per tutti coloro che, ancorché legittimamente, utilizzano un'auto targata straniera, perché il conducente del veicolo targato straniero che è residente in Italia da oltre 60 giorni non può assolutamente circolare. Non può assolutamente circolare vuol dire che se viene fermato, come giustamente ha osservato il telespettatore, anche se si è sentito un po' male, lui ha detto rischia il sequestro e la multa. Non rischia, è una garanzia assoluta la circolazione da parte di un cittadino
italiano residente da oltre 60 giorni in Italia, di un veicolo con targa straniera, fatte salve le eccezioni che prevede la norma e che sono eccezioni riferite al mondo societario e ai noleggi dei veicoli per fini aziendali, diciamo, e quindi non d'uso personale. In tutti questi casi è prevista una sanzione anche piuttosto salata, perché sono circa 700 euro di multa e il sequestro del veicolo, che viene sequestrato, e se dal momento del sequestro l'utente può alternativamente o portarlo nel territorio straniero di provenienza, diciamo, di immatricolazione, attraverso, però non lo può fare lui così liberamente, ma deve andare in motorizzazione e ottenere le targhe per esportazione, quindi togliere comunque la targa che ha dal suo veicolo, fare una procedura apposta amministrativa che consente poi di esportare il veicolo, oppure può naturalizzarlo, che è il termine, diciamo, tecnico per dire che immatricola quel veicolo in Italia. Quindi è assolutamente corretto quello che ha detto. E questa presumo sia una misura per disincentivare, se ne era parlato più volte, no? le varie, tra virgolette, diciamo, truffe assicurative, piuttosto che le multe irriscuotibili, autovelox vari. Certo, abbiamo riscontrato addirittura dei professionisti che proprio pubblicizzavano su siti internet la disponibilità di veicoli all'estero che potevano essere dati a utenti a noleggio piuttosto che in acquisto, in varie modalità di acquisto, e addirittura eravamo arrivati all'assurdo che il sito internet pubblicizzava il fatto che non si pagavano le multe, oltre al fatto che l'assicurazione in paesi diversi dal nostro può costare significativamente di meno rispetto alla nostra, e non ci sono... può essere anche un notevole risparmio. Assolutamente, ed era stato visto così. E questo, al di là dell'utenza sana, perché ovviamente abbiamo avuto già dei casi di familiari, parenti che vivono in paesi stranieri, che quindi cedono la propria macchina legittimamente, diciamo, al proprio parente. Caso, nel caso di parenti, per esempio, non è comunque consentito. Non è comunque consentito. Quindi il parente non potrà utilizzare quel veicolo, dovrà comunque farlo guidare dal parente residente all'estero, della vettura, esatto, e eventualmente lo potrà reimmatricolare in Italia se avrà interesse a farlo, ma comunque non potrà più utilizzare il veicolo dell'amico o del parente residente all'estero. Ecco, visto che abbiamo aperto questa parentesi sulle novità al codice della strada introdotte dal decreto sicurezza, vogliamo chiarire anche quali altri sono gli elementi? Beh, ci sono diversi, il pacchetto sicurezza ha toccato diversi aspetti, perché si è analizzato la questione del parcheggiatore abusivo, che insomma la nota questione che magari non riguarda molto questo territorio d'Italia, ma è molto diffuso in altri territori. Ha coinvolto molte norme relative al sequestro e alle procedure amministrative di sequestro, confisca e fermo amministrativo dei veicoli, però sono procedure un po' tecniche, non so quanto diciamo siano fruibili sì, diciamo che il normale utente, come posso essere io e i nostri telespettatori. La norma più significativa è sicuramente quella, giustamente infatti è stato oggetto della telefonata, perché è quella che ha impattato fortemente sul nostro territorio, perché ricordiamo che questo fenomeno è largamente diffuso, soprattutto nei territori più vicini al confine, diciamo, dove c'è più anche facilità di reperire i veicoli, diciamo, per la vicinanza con l'estero. Quindi in molti casi di veicoli matricolati nell'Europa dell'Est, abbiamo avuto nella cronaca anche recente parecchi molti imprenditori casi. locali hanno aziende all'estero. E come ha detto giustamente il Presidente, il fenomeno dell'imprenditoria locale che abbia sedi o comunque uffici o motivi di lavoro con l'estero, che quindi è fortemente presente su questa parte del territorio. Quindi quella è la norma, diciamo, che un po' l'ha fatta la padrona. Ce ne sono anche altre, ripeto, ma sono un po' più tecniche, riguardano l'autotrasporto di merci in alcuni casi, insomma alcune modifiche che, insomma, come dire, non è, magari in questa serie impiegheremo un po' di tempo per spiegarli all'utenza, però questa era quella su cui ci tenevamo a fare anche una specifica per chiarire un po' a tutti che la circolazione in questi casi non è in alcun modo consentita, quindi non è neanche possibile farlo per trasportare il veicolo all'estero, ad esempio. Non è consentito neanche questo, quindi il veicolo deve rimanere dov'è, può essere solo guidato da una persona che non sia un residente in Italia, o trasportato con le altre vie come il carico su un carrello appendice, una bisarca o le altre modalità di trasporto del veicolo. Allora, ancora la pubblicità, l'ultimo break, ci rivediamo tra pochissimo.
Eccoci nuovamente in diretta, ultima parte di Ore 13 dedicata quest'oggi agli incidenti stradali, molte le questioni che abbiamo toccato, molte anche quelle che restano da toccare vista la vastità naturalmente del tema, quello degli incidenti, della sicurezza e dell'educazione stradale. Abbiamo capito insomma i problemi e la gravità anche purtroppo delle conseguenze dell'uso dello smartphone alla guida. Le altre due cause fondamentali si ricordava all'inizio della trasmissione, sono la velocità e lo stato di alterazione. Per quanto riguarda lo stato di alterazione, si intende quindi guida in stato di ebbrezza oppure sotto l'uso di effetti di sostanze stupefacenti, ci sono state anche parecchie discussioni e diatribe, no? Per esempio sull'uso dell'etilometro, uno recentissimo nella nostra provincia di una sentenza in primo grado di un annullamento della sanzione perché faceva troppo freddo. Dottor De Ruosi. Sì, qui dobbiamo sfatare qualche mito, insomma siamo curiosi di leggere le motivazioni di questa recentissima sentenza di assoluzione, perché insomma abbiamo letto solo sulla carta stampata insomma, di questo riferimento alla temperatura che assolutamente non risulta da nessuna parte, insomma, nel senso che lo strumento, l'etilometro che viene utilizzato a una temperatura troppo bassa rispetto alla sua omologazione non funziona, non emette nessuna misurazione, quindi è evidente che nella ricostruzione c'è qualcosa che non torna. È un falso mito quello che col freddo l'etilometro non funzioni, perché insomma sarebbe ben grave che potessimo fare controlli esclusivamente nel periodo estivo, perché d'inverno la macchina non funziona. È evidente che non è così, la macchina funziona perfettamente anche alle basse temperature. Dobbiamo considerare che l'etilometro lavora all'interno di un veicolo che normalmente ha una temperatura di 20-22 gradi, quindi insomma se anche la temperatura esterna è molto rigida, prima che questa temperatura esterna porti sotto zero la temperatura dell'abitacolo del veicolo riscaldato e in moto, è veramente improbabile come scenario. Ecco, questo sicuramente, come anche altri falsi miti che è meglio sfatare, quella dell'assunzione di colluttori piuttosto che altre sostanze. Sì, sono sentite un po' di tutti i colori. Sì, sono delle leggende metropolitane anche molto ben pubblicizzate da qualcuno per interesse personale magari, attenzione, però è giusto dirlo, perché in realtà lo strumento, spieghiamolo una volta per tutte così magari anche gli utenti possono sapere con chi hanno a che fare. Lo strumento misura la percentuale di alterazione alcolemica all'interno dell'organismo. La norma che vieta di guidare sotto l'effetto di alcol non indica che tipo di assunzione alcolemica ci sia stata, perciò se io ho un'alterazione alcolemica derivante dall'uso di birra o quella derivante dall'uso di un farmaco che produce alcol all'interno dell'organismo o che è alcolico come farmaco, non importa, sono comunque in stato di alterazione e non devo guidare, quindi non c'è alcuna differenza. Quindi anche chi sostiene l'utilizzo di farmaci che avrebbero in realtà che sarebbero i responsabili della misurazione di alcolemia, in realtà soddisfa comunque il requisito della norma, quindi l'alterazione c'è e non si doveva guidare, se si guida c'è la sanzione. Allo stesso modo l'esempio del colluttorio, che ha una miscela alcolica che è solamente all'interno della bocca, del cavo orale. Non viene ingerito. Non viene ingerito. Il sistema di funzionamento dell'etilometro prevede un'assunzione in un tempo tale che possa essere metabolizzato dall'organismo l'alcol. Se non c'è il tempo di metabolizzazione, quindi l'altro falso mito per cui si diceva beviti immediatamente una grappa appena sta arrivando la polizia davanti a te, così non ti può fare niente, è un falso mito anche quello, perché quell'alcolico ingerito davanti alle forze dell'ordine in realtà la macchina non lo misura, non lo rileva, perché la macchina misura la presenza di alcol all'interno dell'organismo e quell'alcol non può fisicamente, un medico lo potrebbe spiegare molto meglio di me, io sono un po' atecnico, però diciamo che per semplicità diciamo solamente che quell'alcol non è ancora stato digerito dall'organismo e quindi la macchina non lo può rilevare. Se rileva alcol non è quello, certo, è quello che abbiamo bevuto prima.
E quindi anche questo è uno dei falsi miti che circolano e che è giusto chiarire. Sicuramente comunque anche l'inasprimento che c'è stato delle sanzioni proprio su questo fronte ha, come dire, inciso anche in quelle che sono le abitudini comunque delle persone nel nostro territorio. In modo particolare, non voglio dire che siamo un territorio a particolare vocazione alcolica, ma insomma sicuramente la gente ha imparato che prima di mettersi alla guida bisogna fare attenzione, magari se si va a cena in gruppo uno non beve in modo da portare poi a casa gli altri, quindi ci sono state anche delle modifiche, no, evidenti nel comportamento delle persone, modifiche in positivo ovviamente. Delle attenzioni che pare vengono servite dai giovani, perché sempre di più si sente, cosa che diciamo anche noi quando teniamo i corsi di educazione stradale e di sicurezza, che va dai piccolini fino ad arrivare al quinto anno superiore, raccomandiamo, e sembra che loro siano ricettivi sotto questo punto, dicono sì, se ci mettiamo alla guida i neopatentati chi guida non deve bere e gli altri magari possono un attimo. Fin dei conti il nostro territorio è un territorio del prosecco e del vino, quindi rinunciare a un bene del genere è impossibile, basta autocontrollarsi, ci vuole poco in fin dei conti. E il coinvolgimento degli anziani nei sinistri stradali, perché forse non abbiamo detto, ma gli anziani sono quelli che ultimamente sono più coinvolti nei sinistri stradali, non certo per l'uso di sostanze o abuso di sostanze alcoliche, lì per distrazione alla guida, che è stata riscontrata ancora una volta per gli anziani, questo è un altro problema che si sta affrontando, quindi dobbiamo tutti impegnarci a seguire le norme del codice della strada, ma soprattutto a stare attenti, ecco, l'attenzione sì, principalmente. Sicuramente. Allora il tempo a nostra disposizione è terminato, ancora proprio pochissimi secondi per un evento, no? Volevate lanciare un evento in collaborazione? In aprile ripetiamo più che altro un evento che abbiamo già felicemente organizzato in collaborazione con l'Automobile Club, con vari enti, la Prefettura, la Provincia di Treviso. L'organizzatore dell'evento è un noto soggetto che opera nel mondo nella guida sicura, che ci aiuta, anzi è il vero regista di questa iniziativa, di questo evento a cui noi partecipiamo tutti quanti come soggetti istituzionali. Stiamo parlando di Uniti per la sicurezza stradale, sapere meglio che improvvisare, che è il nome proprio dell'iniziativa che si svolgerà. Certo. Esatto, che si svolgerà in aprile, nel secondo weekend di aprile, 12, 13, partendo 14. dalla prefettura di Treviso, con un convegno esattamente come è stato fatto l'anno scorso, dove avremo illustri ospiti che insomma parleranno di sicurezza stradale a molti ragazzi, a molti soggetti, e poi andremo a fare lezioni di sicurezza stradale, di educazione stradale e prove di guida con proprio l'organizzatore BM Sport, che è l'organizzatore di questo evento, che ci darà la possibilità di provare sul terreno proprio quelli che sono gli insegnamenti per una guida più consapevole. Vi aspettiamo a Conegliano? Un evento importante, qui speriamo a Conegliano allora a metà di il aprile. convegno il venerdì a Treviso al Palazzo dei 300, dove saremo poi presenti nel pomeriggio, e in Piazza dei Signori, giusto? Sì. E poi il sabato e la domenica invece a Conegliano. Da partire dal venerdì pomeriggio fino a domenica a Conegliano per le prove teoriche e pratiche di guida. Benissimo, allora. Con un bellissimo veicolo della Polizia Stradale, forse. Non sveliamo il segreto, insomma, diciamo però che ci saranno qualche sorpresa ci sarà. Che ci saranno delle sorprese. Allora, grazie al dottor De Ruosi, comandante della Polstrada di Treviso, grazie al presidente dell'ACI di Treviso Michele Beni per essere stati qui con noi quest'oggi, e grazie naturalmente a voi telespettatori per averci seguito. Arrivederci. Grazie.